ascoltando Gesù di Amanca, grazie per mi invitare a questo Tobio. Un saluto a tutti i dipendentisti che sono presenti oggi. A questionare non sappiamo la lingua strana che devo conoscere, questa mi pare che ho fatto prima. È un incontro questo molto importante per tutto il mondo indipendentista e non solo per Amanca, perché è questo momento in cui continuiamo a ritrovarci tutti insieme. La situazione qui in Sardegna è così drammatica che bisogna fare una riflessione anche per quanto riguarda quella che è la crisi italiana e mondiale in generale, cioè non possiamo estraniarci da questo dibattito globale. Oggi noi ci troviamo in Sardegna a doverci difendere da attacchi che forse sono fra i più feroci della nostra storia, per cui c'è da chiederci molto velocemente e molto praticamente il mondo indipendentista che cosa vuole fare, dove vuole andare, con chi vuole andare. Rispetto al problema istituzionale c'è una crisi incredibile, ma dico all'interno delle istituzioni sarde, che poi sono le mani lunghe dello Stato italiano, e quindi il mondo indipendentista come vuole rapportarsi alle istituzioni. Il mondo indipendentista vuole essere dentro le istituzioni per cercare di incidere, oppure vuole ancora aspettare e fare testimonianza. Io credo che i tempi della testimonianza siano superati. È la storia della Sardegna che in questo momento ci chiede di dare un'accelerata. E questa accelerata come dobbiamo darla? Dobbiamo continuare a perdere treni? Noi stiamo perdendo dei treni che sono quei treni straordinari che non passano sempre. I treni passano, i treni straordinari, e sono i treni per l'indipendenza, e noi, scusate se io sono molto schietta, però siccome siamo in famiglia io come d'abitudine parlo molto chiaramente. Per cui quel treno, che era un treno per l'indipendentismo sardo, l'abbiamo perso per l'ennesima volta. Abbiamo visto anche le ultime elezioni per il Parlamento italiano, doveva essere un'occasione per noi, e invece noi non abbiamo avuto la capacità di salire su quel treno, siamo rimasti a terra. Il suo treno applicava tra gente, e oggi noi non possiamo fingere che il fenomeno di Grillo, cioè non esiste, che è una cosa italiana, e magari puntiamo il dito contro le piazze, però io dico che nelle piazze non c'è solo Grillo, nelle piazze c'è gente come noi anche, no? Per cui il fenomeno di Grillo non è altro che, cioè io la mia chiave di lettura modestissima è che il fenomeno di Grillo è stata una reazione, una risposta a quella che è l'antipolitica che si pratica all'interno delle istituzioni. Per cui l'antipolitica è dentro la regione autonoma della Sardegna, dentro le nostre province, per non parlare dello Stato, cioè per carità. Per cui dobbiamo assumerci grandissime responsabilità, perché quando noi parliamo di unità è da tanto tempo che puntiamo a questa benedetta unità nelle nostre diversità. Io Amanca e gli indipendentisti di Amanca li chiamo compagne, e ho l'orgoglio di chiamarli compagni, perché io sono un indipendentista progressista. Poi ognuno può essere quello che vuole, ma non deve essere questo l'elemento che poi ci deve dissociare. Non arriveremo da nessuna parte. La storia sta dimostrando che non è sufficiente il senso di appartenenza alla nostra nazione per garantire l'unità delle nostre forze. Continuiamo a disperdere energia, mentre gli altri vanno avanti. Lo Stato sta inasprendo il suo attacco contro la nazione sarda e il popolo sardo in tutti i modi possibili. Io fra l'altro vedo le cose all'interno delle istituzioni, tutte quelle cose, quegli scenari inquietanti, non ve senti, perché purtroppo abbiamo una stampa compiacente, quindi la stampa pubblica quello che vuole. Ma non è vero che porta all'esterno e a conoscenza del popolo che cosa fanno, che cosa avviene all'interno delle istituzioni. Anche l'ultimo uovo pasquale di giovedì, ultima seduta consiliare, che a tradimento all'ultimo momento, quando la gente se ne stava andando,
ci hanno presentato una legge veloce che doveva essere votata all'unanimità, c'erano tutti i capigruppo che la firmavano, ed era una legge per gettar via ancora un nuovo Pasquale da 10 milioni di euro, solo 10 milioni da regalare alla Carbus Sulcis, no? Sono riuscito, ho avuto la forza di prenderla all'ultimo momento e fare chiasso su questa storia qui, però di queste storie ne passano a treni, e sono treni di milioni di risorse che vengono tolte al nostro popolo, che è sempre più in ginocchio, sempre più affamato, sempre più disperato. E allora io dico che non c'è più tempo per rinviare, e allora io dico al mondo indipendentista: ma che cosa vogliamo fare? Quando gli altri prendevano il nostro treno, noi su che cosa eravamo impegnati? Che cosa stavamo facendo? E allora io dico che se davvero c'è la volontà di portare, di dare un'accelerata a quello che è un processo di liberazione nazionale per la Sardegna, dobbiamo fare un ragionamento onesto sino in fondo. Qui non è più tempo di primogeniture, per cui uno è più bello dell'altro e cura il suo narcisismo. Lo dico in generale questo. Sono le basi che devono dare una forte spinta a questi processi, se no noi non ce la faremo. La Sardegna ce la stanno saccheggiando, sta passando di tutto. Adesso noi abbiamo battagliato molto per il discorso del Galsi, che ci hanno così rincretinito addirittura a ridurci, a comprarci la servitù, 150 milioni nella vecchia finanziaria, e tutti a dire sì, bisogna, perché noi abbiamo bisogno della servitù scritto, noi la lingua italiana devo studiare, si danno a studiare, devo fatto bene, e da sceso interpretai, per cui ci hanno proposto in termini chiari di comprarci una servitù di passaggio, e i sardi, che hanno espresso la classe politica attuale, hanno detto in buona parte sì, in buona parte ha riflettuto e ha detto no. E quindi comunque in ogni caso questo è un esempio, ma ce ne sono grazie a fiumi. Dobbiamo davvero vigilare, perché sono mancati 22 milioni ad esempio, di cui nessuno rendiconta nulla, altri 8 milioni e mezzo diretti alla società sarda, alle fasce più precarie. Li stavano dirottando e lì ho dovuto far chiasso perché non venissero dirottati verso il privato. Io sono per le gestioni assolutamente pubbliche. Mi sto allungando molto e ho paura che devo assolutamente chiudere per lasciare spazio agli altri, perché io avrei voluto fare anche un'analisi di quello che è stato l'indipendentismo in quest'ultimo anno, che a mio avviso è fallimentare. Una terapia di minuto che ha bisogno, ha bisogno una terapia di minuto così che a lei, certo. Grazie. Il bilancio dell'ultimo anno è stato un disastro, per cui noi facciamo un passo avanti e 3 indietro, per cui questo è un problema molto brutto. L'Italia, lo Stato italiano è stato così astuto con noi che tutti i metodi di colonialismo sofisticati è riuscito a imporcere, e passi per un popolo che è stato oppresso per troppo tempo e stenta a liberarsi. Ma questo non può avvenire nel mondo indipendentismo. Noi non possiamo più praticare quello che uno Stato in modo scientifico ha fatto il possibile che il mondo indipendentista praticasse, perché prima si inventavano i complotti, cioè il complotto è facile, Bruno, complotto, però non ci crede più nessuno al complotto, per cui adesso cercano di agire dall'interno in modo più sofisticato. Poi purtroppo non è sfacciata questa storia, lo so Bruno, speriamo bene per tutto e siamo contenti, ma il fatto stesso che si usi la denigrazione nel mondo indipendentista, ma è giusto usare la denigrazione? Chi è che ce l'ha insegnata la denigrazione? Chi è che ha insegnato al mondo indipendentista il fenomeno del cannibalismo, per cui ci dobbiamo divorare fra di noi? Lo Stato italiano non si scomoda neanche più a schiacciarci, l'ha sempre fatto. Quando il popolo sardo ha tirato su la testa, poteva farlo piano piano, poco a poco, perché poi il piede dello Stato scendeva sulla nostra testa per schiacciarcela.
ma adesso dice li facciamo mangiare fra di loro, ce li facciamo autofagocitare, per cui ci sono i fenomeni di autofagocitosi e siccome ci divoriamo fra di noi non cresceremo. Queste sono le cose, noi oggi ci liberiamo e ci liberiamo da tutti quei peccati della politica italiana più degradata, che anche il bisogno esasperato di liderismo, di primogenitura, quella l'ho fatto io, tu, siccome questa battaglia è mia, tu non devi andare, ma stiamo scherzando, se usa il giusto punto, ma se usa il giusto punto. E allora dico, coraggio. Queste critiche le faccio mica ai presenti, le faccio a me che io sono parte integrante di tutto questo mondo. Comunque in ogni caso io ho sempre dato l'impegno a livello istituzionale a tutti. Io sono una rappresentante della regione autonoma della Sardegna, del mondo indipendentista. Le nostre sigle come Sardegna Libera, che di questo movimento a cui appartengo, porto assolutamente i saluti e gli auguri di buon lavoro. Però non sono altro che targhe, degli strumenti di base che devono servire ai sardi per restituire il dibattito, perché si ripossessi della politica, che è fondamentale per portare avanti i processi di autodeterminazione e di autogoverno. Questo noi dobbiamo puntare a questo, liberi e di corsa. Grazie a tutti e buon trabalho.